Viabilità e attesa di risposte. Il presidente della regione Nello Musumeci bacchetta l'ANAS per la lentezza con la quale l'azienda si sta muovendo per monitorare soprattutto i ponti e i viadotti della Sicilia. Musumeci non è per niente tenero con i vertici aziendali e non potrebbe esserlo considerata la situazione viaria che non risparmia nessuna provincia siciliana, con Agrigento forse in testa. Il presidente della regione si rifà alla riunione del 24 agosto scorso a Palermo, quando furono affrontati i problemi relativi allo stato di conservazione delle strade. Si parlò di urgenza nel monitorare la situazione. Ebbene, poco e nulla sarebbe stato fatto nel frattempo. E così è arrivato il sollecito all'ANAS da parte del presidente Musumeci, il quale ha chiesto ai vertici dell'azienda di trasmettere alla Regione una relazione sull'attività eseguita. Se l'ANAS non è nelle condizioni di assicurare il monitoraggio in tempi brevi, dice il presidente Nello Musumeci, ce lo dica con chiarezza. Troveremo un'altra soluzione. A questo proposito l'ANAS dovrebbe dire, ad esempio, perché non si interviene ancora nella galleria Spina Santa ad Agrigento, la cui riapertura era data per il 30 novembre, una data che difficilmente verrà rispettata, considerato che i 2 mesi di chiusura della galleria sono trascorsi inutilmente, con gli automobilisti costretti ad un lungo giro per raggiungere Raffadali. Disagi sopra disagi, insomma, che fanno di Agrigento una città martoriata dal punto di vista della viabilità. E in queste condizioni la tirata d'orecchie del presidente Musumeci all'ANAS arriva al momento giusto. Agrigento è una delle città dove maggiormente si avverte il disagio per i ritardi con i pericoli dietro l'angolo, come nel caso appunto della galleria Spina Santa, lasciata con le crepe a bella vista malgrado il 1,5 milioni di euro stanziati per la messa in sicurezza. Delle risposte al sollecito di Musumeci l'ANAS è chiaro che dovrà darle, ma in fretta, nel rispetto anzitutto degli utenti delle strade come gli agrigentini, che in fatto di viabilità sono penalizzati da sempre, davvero sfortunati.